Tenorep osa e si propone con personalità nel terreno della contaminazione. Da una parte la tradizione con il canto a tenore e la sua storia identitaria, dall'altra il jazz e il rap, altri mondi per niente lontani con cui dialogare, confrontarsi e aprirsi ai più giovani. L'ultima tappa in cinema Teatro Ariston ha visto l'esibizione del jazzista Gavino Murgia e dei gruppi del canto a tenore Vizi Chesu di Bitti e Santa Rucche di Oniferi. Il messaggio che abbiamo voluto dare era proprio questo, cioè che il cantatenore si è mantenuto e si è conservato, non si sa da quando ha avuto inizio, ma fino ad oggi si è conservato in maniera assolutamente integra. Ho voluto sottolineare che spesso e volentieri viene utilizzato, diciamo, in maniera un po' come dire, deturpando, no? Quella che è la sonorità reale del cantatenore. Io trovo sbagliato che si sovrapponga qualche altro elemento all'interno di questa forma di canto che risulta essere assolutamente perfetta. Il festival è organizzato dalla cooperativa Esterai che a Bitti cura l'accoglienza turistica nel sito archeologico di Romanzesu e nei musei multimediali del canto a tenore e della civiltà pastorale contadina. Bilancio estremamente positivo della terza annualità legata a Tenorep. Tenorep che nasce proprio con l'idea di dare gamba alle attività svolte dal Museo Multimediale del Canto a Tenore, idea che viene messa a frutto grazie alla fattiva collaborazione tra amministrazione e cooperativa.